un seminatore. Quello che semina e parte del seme cade sulla terra, parte cade sulla roccia, parte cade in mezzo alle spine e parte di quel seme cade in mezzo alla strada. Oh. Ma il seme che è stato gettato era cattivo? No, il seme non era cattivo. Quindi voi, questo seme, il Vangelo, la vostra parola, il vostro parlare nel nome di Gesù è buono il seme, ma se non prende non è colpa vostra. È fisiologico che alcune persone non lo capiranno, si faranno prendere dai problemi spirituali, dai problemi economici, dalle follie del mondo. È una cosa naturale, non dipende da voi, ma il vostro compito è quello di seminare. Ecco, da lui aveva 30 anni con il signore Simeno praticamente, e finalmente il suo seme è attecchito. Mano a mano, gloria a Dio. Ora passo la parola a lui, il Signore lo benedica e benedica voi. Amen. Alleluia. Gesù è risorto. Amen. E non è risorto oggi, non è risorto domenica scorsa, non è risorto a Pasqua, è risorto circa 2000 anni fa. Ed è vivo. È vivo ed oggi è con me e con voi. Con Carmelo abbiamo avuto in passato diverse esperienze e non posso nascondere l'emozione di essere oggi qua, perché tra voi ci sono persone che conosco da tempo e con le quali non ho mai condiviso nulla. Oggi condivido Cristo, condivido l'amore di Dio, e per me è una cosa sconosciuta. Io vivevo di opere morte, opere che per me erano importanti per la mia crescita personale, erano importanti per raggiungere risultati personali. Io vivevo di opere che ritenevo opere buone e ne ho fatte. Carmelo e anche molti altri che sono tra voi possono darne testimonianza, perché in 30 anni, da circa 30 anni mi occupo di sociale, mi occupo di politica. Ho fatto tante cose nel mio territorio, non solo ad Arcoviva, anche nel Vallone, in provincia di Caltanissetta, ma anche in Sicilia e anche in Italia. Attività sociali, imprenditoriali, anche di un certo livello. E tutto ciò che facevo lo facevo convinto che doveva servire a qualcosa. E devo dirvi che fino a un certo punto le cose sono andate bene. Perché come esiste Dio esiste anche Satana. E a volte Satana, il male, riesce anche a vivere dove c'è la ricchezza e a farti arricchire personalmente e materialmente, e tu non lo capisci, ed è proprio in quel momento che ti allontani totalmente da Dio, perché riesci a raggiungere la vetta e credi di essere tu Dio, credi di poter fare tutto senza di Lui, credi di non averne più di bisogno, ed è proprio in quel momento però che il mondo ti crolla addosso. È proprio in quel momento che inizi a chiederti qual è il senso della mia vita. È proprio in quel momento che inizi a chiederti qual è lo scopo della mia vita, perché sono nato. Ed ecco che in quel momento le cose iniziano ad andare male, la gente ti abbandona. Io confidavo nell'uomo, confidavo nei politici e mi hanno abbandonato. Confidavo nel mio lavoro e all'improvviso iniziò ad andare male, mi abbandonò anche lui. Confidavo negli amici e anche loro mi hanno abbandonato. Confidavo in me stesso e a un certo punto della vita non ho avuto più le forze per andare avanti. Ed allora si cade nella depressione. E allora inizia a mancarti la terra sotto i piedi. E stai male. Stai talmente male che hai voglia di morire. Perché poi non riesci più a capire nulla. Perché poi dici, ma qual è il senso della mia vita? Qual è lo scopo della mia vita? Se non c'è più nulla in cui posso confidare. Ed io ascoltavo le persone, confidavo nelle persone, nelle cose che erano attorno a me, confidavo in me stesso. E quando non riesci a darti una risposta, allora hai voglia di morire. Ed è quello che è successo a me. Ed è lì che inizi a chiederti, ma è questa la mia vita? O c'è qualcos'altro? È lì che inizi a chiedere, ma chissà se lassù c'è qualcuno? Chissà se davvero quel Signore che io pregavo
è così grande come dicono. Allora inizi a chiederti, ma chissà se è vero che lui è morto per me. E allora lì scopri che hai fallito, lì scopri che hai condotto una vita nel fallimento più totale, lì scopri che non hai capito nulla, lì scopri che hai confidato nell'uomo, nelle persone, e che non hai voluto neanche ascoltare una parola, la parola di un uomo che è morto per te. Perché Cristo è morto per noi. Ma non si è fermato lì, perché Cristo sulla croce si è caricato dei nostri peccati. Quando Cristo disse, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, lì in quel momento Lui si è caricato dei nostri peccati. Si è fatto peccato per noi. La cosa più grande è che Lui disse, lì è compiuto, tutto è compiuto. Ma per fortuna, riprendendo Giovanni, il Nuovo Testamento non si ferma al capitolo 19, ma continua. E Giovanni ci racconta pure, e il Vangelo, il Nuovo Testamento ci raccontano pure della resurrezione di Cristo. Perché Cristo non è più dentro quel sepolcro. E sapete, la cosa bella è che a volte noi facciamo come fece Giovanni, l'amato del Signore, che si fermò sull'uscio del sepolcro e non ebbe il coraggio di entrare. Ecco, noi a volte ci fermiamo alle cose superficiali e non abbiamo il coraggio, non abbiamo la forza di andare fino in fondo al sepolcro, come fece invece Pietro, per scoprire che Cristo là non c'era più. Cristo è risorto, e se Cristo è risorto potrà farlo anche con me, potrà consentire anche a me di risorgere. E allora non è questa la vita, non è questa tutta la mia vita, ce n'è un'altra. E Gesù ci dice che per avere la vita eterna con Lui basta poco, basta credere in Lui, basta credere che Lui è morto per noi, e poi basterà vedersi. È quello che ho fatto io, perché con umiltà mi sono inginocchiato e ho dichiarato il mio fallimento. E per un uomo che fa politica, per un uomo che è abituato a vivere negli allori, per un uomo che è abituato a essere sempre il presidente, il dirigente, il primo in tutte le cose, nell'associazionismo, nel mondo imprenditoriale, nel mondo della politica, inginocchiarsi e dire ho sbagliato tutto, umiliarsi, non è facile. Ecco, io l'ho fatto. È stato grandioso. E l'ho fatto dopo aver letto la parola. Sapete, io ho un bel vissuto nella mia chiesa cattolica ad Arcoglio Platani, non posso rinnegarlo. E sono sicuro che in tanti mi avevano messo davanti la parola di Dio. Non posso dire che non è vero, ma io ero cieco, ero sordo e non volevo ascoltare. Invece un giorno, in una visita psichiatrica, perché stavo davvero male, un uomo, un medico, un pastore, mi disse alla fine dell'incontro, quando arrivi a casa, prendi il Vangelo di Giovanni e leggilo. E io lì per lì dissi, questo è più pazzo di me. E mi disse anche, lo leggerei con occhi diversi. Disse, allora è veramente pazzo questo. Invece lui è come oggi sono io, perché molti mi dicono che sono un pazzo in crisi, io dico sono pazzo in Cristo. Ed è verità, perché quando ho letto il Vangelo di Giovanni, quando Giovanni dice, Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, questa, come tante altre frasi, per me, in quel momento, non era una frase. Quando io ho letto questo Vangelo,
ho ottenuto la grazia. Cos'è la grazia? La grazia non è soltanto un favore immeritato, come dicono alcuni evangelici. La grazia non è un sentimento. La grazia è un miracolo. Ecco, io ho vissuto il miracolo più importante che si possa avere nella vita, perché in quel momento qualcuno ha cancellato i miei peccati, perché la misericordia perdona, ma la grazia cancella. E io ho sentito il perdono del Signore, ho sentito il suo braccio, ed è qualcosa di straordinario, di grande. E in quel momento il Signore stava amando l'inamabile, io in quel momento ero inamabile, Lui mi stava amando, e l'ho fatto di maniera così forte che oggi io ho la forza di amare gli altri. E mi ha riempito di una cosa straordinaria, di colui che Giovanni chiama il Consolatore, lo Spirito Santo. Ecco, e da allora la mia vita è totalmente cambiata. Ogni istante della mia vita è diverso. Da allora il Signore mi parla attraverso la parola, attraverso le persone che incontro. Ho deciso di cambiare lavoro, ho deciso di cambiare vita, ho deciso di leggere ogni giorno la parola di Dio, perché è l'unica via, è davvero che è l'unica vita, è davvero che è l'unica verità. E se quel pastore quel giorno, che io non sapevo essere neanche un pastore, mi prescrisse il Vangelo di Giovanni, tutte le altre pagine di questa Bibbia me le prescrive lo Spirito Santo ogni giorno. Se tu leggi la parola con lo Spirito Santo, se tu ti muovi durante la giornata con lo Spirito Santo, quelli sono frutti, non sono più le opere che facevo prima io, sono i frutti della santificazione. E io so di essere santo. Io so che il Signore mi ha promesso la vita eterna, perché me l'ho fatto anche vedere. Dal giorno di Pasqua io ho deciso di condividere con tutti ciò che mi è successo, perché non bisogna tenersi dentro questo grande miracolo. Da quel giorno il Signore mi parla e voglio che gli altri lo sappiano. Mi parla attraverso la parola, attraverso le persone. Un giorno voglio raccontarvelo, non so quanto tempo ho a disposizione. Io ero in difficoltà su ciò che dovevo fare per il mio lavoro, ero in difficoltà sulla missione che il Signore mi aveva dato, perché ho avuto delle visioni, dei sogni, ho sentito delle parole, delle frasi, ho detto: ma sono pazzo in Cristo. E ho chiesto al Signore: Signore, dimmi se realmente questo è ciò che tu vuoi di me, dimmi se davvero tu vuoi che io sia tuo umile servo, dimmi se il lavoro nuovo che sto iniziando è tua volontà. E un giorno, uscendo una sera da un incontro, da uno studio biblico, perché ogni martedì sera mi reco a Palermo, ogni domenica mi reco a Palermo ad un culto, e lo Spirito Santo mi porta fin lì con mia moglie e con mio bimbo di 6 mesi, perché ho scelto come guida un pastore evangelico, si chiama Mauro Adragno. E quella sera, uscito da lì, dovevo fare un rifornimento di diesel, dovevo farlo nella prima stazione di carburante, e non so perché non mi fermai lì. Qualcuno mi disse di fermarmi alla seconda stazione. Arrivato lì, e io ancora pregavo il Signore: Signore, dimmi se è giusto quello che sto facendo, dimmi se devo sopportare le persecuzioni che sto vivendo, perché da allora vivo anche delle forme di persecuzione, e non mi sto qui ad annoiarvi, ma penso che voi immaginate di cosa si tratta. Dimmi se è giusto che io devo cambiare totalmente lavoro e dedicarmi a te e agli altri.
ecco, mi fermai a quella stazione di servizio ed era chiusa. C'era un uomo di colore, un africano, e c'era il distributore, quelli automatici. Ecco, io sul momento dissi: ma perché devo fidarmi di quest'uomo? Poi scesi dalla macchina, presi €1 e gliel'ho messo in mano. Lui sorrise. Io poi mi recai presso il distributore, misi i soldi e lui era già lì pronto per mettere il carburante. E sentì una musica, una canzone bella, particolare, e veniva da quell'uomo. Io mi avvicinai a quell'uomo mentre metteva il diesel e gli chiesi: ma questa musica, questa canzone da dove viene? E veniva dal suo cellulare. Lui ascoltava questa musica. Io gli dissi: ma che musica è? Mi disse: è musica africana. E io ancora più incuriosito: sì, ho capito, ma che musica è? Che canzone è? No, ma è del Ghana. D'accordo, cosa dice? E lui mi disse: dice che Dio, quando Dio dice sì, è sì. Dice: Dio non è come l'uomo che ti dice che ti aiuta e poi ti volta le spalle. Se Dio dice sì, è sì. Se Dio dice che devi fare questa cosa, falla. E quel Signore mi ha parlato attraverso quell'uomo e mi ha detto che io devo andare avanti. Mi ha dato conferma del mio ministero. Ecco, io so che da quel giorno devo vivere per Lui e con Lui. Io so che da quel giorno questa qua è la mia unica via, la mia unica verità, la mia unica vita. Dio è risorto, è veramente risorto ed è vivo in mezzo a noi. Alleluia.